Anche se io vengo da Venezia, mi sento molto legato a questo paese, perché è legato a tutti i ricordi che ho da bambino. Quando venivo con i miei genitori e le mie sorelle, partire dall'azienda, andare a Lio Piccolo, per noi da bambini era un viaggio, era una scoperta. Un'avventura legata anche ai ricordi degli anziani che ci raccontavano. Poi all'epoca le famiglie erano numerosissime, per cui tutte queste dinastie, i cognomi antichi di Cavallino Treporti, famiglie che avevano 8-9 figli, poi i racconti della guerra. Venire a vivere qui è stata una scelta legata al cuore. Lio Piccolo è un paese antichissimo, anche se adesso purtroppo è praticamente disabitato. La particolarità di Lio Piccolo è legata al fatto che anticamente all'interno della piazza era integrata l'agricoltura, per cui fino a una decina d'anni fa erano presenti degli alberi da giuggiolo in centro alla piazza. Il giuggiolo era una coltivazione storica di questa zona, soprattutto di Lio Piccolo. E siccome è manuale, la raccolta ancora oggi e viene fatta nel periodo di settembre, anche quello era sfruttato per far sì che la gente si incontrasse in piazza. Dopo, una volta che gli alberi sono stati tolti, è stata comunque fatta la scelta di lasciare la piazza non pavimentata. La mia azienda agricola si chiama Azienda Agricola Michele Borgo, perché si basa esclusivamente sul mio lavoro. Coltivo praticamente al 100% la varietà del carsovioletto di Sant'Erasmo. È una varietà tipica della laguna di Venezia, soprattutto laguna nord di Venezia. Noi abbiamo documentazioni che risalgono alla prima metà del Settecento su questa coltivazione. Coltivo 10.000 piante di carciofo, perché la densità è circa una pianta a metro quadro, quindi la mia azienda ha 1 ettaro di carciofi. Il numero delle piante è il massimo che un agricoltore da solo può gestire, in termini di tempo e di impegno di lavoro. Tutta la mia vita è stata improntata nel prepararmi a questo percorso lavorativo. Ho avuto la fortuna che mia moglie condivideva le mie stesse passioni, abbiamo studiato insieme agraria, e la nostra vita come imprenditori è iniziata nel 2000, appena sposati. Abbiamo iniziato questa avventura inizialmente tentando entrambi di vivere col solo reddito dell'azienda, però i mezzi tecnici che avevamo all'epoca erano molto scarsi e quindi anche in prospettiva di avere figli Marica ha avuto la possibilità di trovare un lavoro esterno all'azienda, mentre io ho deciso di rimanere all'interno dell'azienda agricola cercando di svilupparla. In quegli anni è nata con l'isola di Sant'Erasmo l'idea di far nascere un consorzio che tutelasse il sistema con cui il carciofo viene prodotto qui da noi nella zona della Gronda Lagunare. Il lavoro dell'agricoltore è un lavoro che tende molto a isolare, quindi spesso si tende in forma bonaria a essere in competizione gli uni con gli altri, anche tra vicini di casa. Invece il cambio di mentalità che abbiamo raggiunto con il consorzio fa sì che ogni socio parli della propria azienda, ma però dia più importanza a parlare del consorzio, quindi al sistema delle aziende che fanno parte. Il tempo di coltivazione è di un anno intero, perché la radice, che è perenne, tu ce l'hai in campo tutto l'anno. Vari stadi di sviluppo li segui giornalmente, quello è il legame che hai con le piante. Le nostre piante non derivano da una multinazionale che produce quel tipo di seme che tu impianti, è una selezione che è fatta da almeno un secolo. Il primo carciofo prende nome di Castraura e la pianta ne produce uno solo. Storicamente il valore della castraura era legato al fatto che sul mercato a Rialto a Venezia, quando ancora si portavano gli ortaggi con le barche dalle isole, la castraura era il simbolo della primavera, perché era il primo prodotto che arrivava sui banchi e questa storicità l'ha conservata, quindi il valore che aveva la castraura 200 anni fa a Venezia ce l'ha ancora tra i veneziani ed è ricercata per quello, perché è un numero molto limitato. Una volta tagliata la castraura, la pianta inizia a differenziare altri carciofi fino a raggiungere un numero di carciofi vendibili che va dai 15 ai 20 per pianta.
A un certo punto della produzione viene presa la decisione di non tagliare più i carciofi. Lasciandoli il fondo, quindi lasciandoli in pianta, quello che è rimasto dei carciofi sulla pianta conclude il ciclo e va in fioritura. E io come azienda ho fatto la scelta di chiamare la mia clientela che ho in vendita diretta, gli regalo dei fiori in modo tale che i clienti, che gradiscono moltissimo perché è un fiore stupendo, lo mantengono poi a casa, perché è un fiore che dura comunque per qualche mese. I miei genitori hanno acquistato questa casa nel 1981 dai padri armeni, che era abitata in parte da un anziano agricoltore. Il sogno di mio padre era quello di rilanciare questa proprietà, di sistemare la casa. Credo che in cuor suo sia molto orgoglioso del fatto che io e Marica abbiamo coronato questo suo desiderio. A testimonianza del grande legame con il passato e della storicità di questo edificio, abbiamo con Marica mantenuto un pezzettino di muro dove vengono riportati dei calcoli delle granaglie raccolte nel 1946. Da quando abbiamo avuto i bambini ci siamo resi conto che è un posto ideale per mettere su famiglia. Matteo è il nostro primogenito, adesso ha 13 anni e dopo Matteo ne sono venuti altri 2. Matilde che ne ha 9 e Marco che è il più piccolino che quest'anno inizierà la prima elementare. I nostri figli stanno crescendo con dei valori che sono dei valori rurali, sono più liberi qui in campagna, hanno molti più stimoli, la barca, c'è sempre l'avventura, il viaggio, lo zaino, il binocolo, vedere gli animali, eccetera. Il fatto di aver avuto questa educazione così legata ai ritmi della terra, ai ritmi del sole, gli inverni lunghi, il freddo, fare anche delle rinunce, perché qui diciamo non è che viviamo in mezzo alle comodità. E il fatto che i bambini crescano con quest'idea di vita semplice per noi è importante. Magari loro adesso fanno anche fatica delle volte a capirla, però siamo sicuri che quando saranno adulti questi valori per loro saranno fondamentali. Non ho idea loro che scelte faranno nella loro vita. Spero che almeno uno dei miei figli possa continuare questo tipo di lavoro. Io sarei molto contento e cercherei di, con la mia esperienza, dargli una mano più possibile, insomma. Questa è la mia idea e la mia speranza.